Un'auto disintegrata, una finita nella scarpata che costeggia l'autostrada. È di un morto il bilancio del gravissimo incidente avvenuto all'alba lungo la A13 in direzione di Bologna. Secondo una prima ricostruzione da parte degli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto con i vigili del fuoco arrivati da est e il suo M118, la Citroën, condotta da un uomo di 50 anni residente in provincia di Napoli, avrebbe tamponato un furgone finendo nella corsia di sorpasso. Proprio in quel momento sopraggiungeva una Toyota che ha colpito con violenza l'utilitaria, schiacciandola contro il guardrail e finendo la sua corsa lungo la scarpata. Ad avere la peggio il conducente della Citroën, estratto dalle lamiere accartocciate dal veicolo dai vigili del fuoco. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, il cinquantenne non ce l'ha fatta. Illesi gli occupanti degli altri veicoli coinvolti. Le indagini sull'incidente sono in corso da parte della Polizia Stradale di Rovigo.